Ente regionale che controlli gli imam e li registri per evitare casi come quelli di Padova. L'appello arriva dalla comunità islamica bengalese di Treviso, dove ha insegnato il 23enne arrestato nella città del Santo. La questura intanto ribadisce massima attenzione. Guida senza patenti, non si ferma all'Alte dei Carabinieri, pericoloso inseguimento lungo la Feltrina, arrestato un nigeriano, in auto aveva 7 coltelli. Domenica il nuovo vescovo arriverà a Treviso, la città si prepara ad accogliere Monsignor Tomasi, Antenna 3 seguirà in diretta l'evento con un'edizione straordinaria. È arrivata a Treviso la campagna itinerante della polizia sui temi del cyberbullismo e dei social network, 1 minore su 2 vittima della rete. I problemi della scuola, a Treviso record di insegnanti precari, accolta con sollievo la notizia del nuovo concorso indetto dal Ministero. Siamo tornati a Roccapietro e Allega, ecco come si presentano 11 mesi dopo due dei luoghi simbolo della devastazione della tempesta Vaia. Oggi la festa dei nonni a Ponte di Piave è diventato un vero e proprio happening, un incontro, un abbraccio con i nipoti al Palasport cittadino. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Di nuovo in primo piano il caso dell'imam violento arrestato a Padova, è arrivato da 2 mesi da Treviso. Nel capoluogo della Marca attenzione massima a questi episodi e controlli in arrivo, lo confermano sia la questura che la prefettura, e la stessa comunità islamica del Bangladesh lancia un appello sulla creazione di un ente, un registro degli imam. Sentite. L'idea nostra è che si possa avere un ente che potrebbe aiutare su varie moschee a segnalare, di dare le persone giuste, cioè gli imam giusti, che non facciano queste cose qua. Creare un ente di controllo degli imam e degli insegnanti delle scuole coraniche, e l'appello viene direttamente da uno dei responsabili del centro islamico di Viale Brigata Marche a Treviso. Una comunità che si interroga sul nuovo caso di violenza nei confronti dei piccoli alunni del Corano, perché prima di venire arrestato a Padova dalla Digos, il 23enne Shadat Hossain fino a 2 mesi fa insegnava proprio qui ed era stato a contatto anche con il centro islamico di Pieve di Soligo, teatro dell'identico caso con un altro protagonista, Omar Farouk. Da Viale Brigata Marche il 23enne era stato allontanato proprio per i suoi modi, ma allora perché non segnalarlo agli altri centri islamici? Purtroppo se un dipendente, un lavoratore o uno dell'esponente della stazione va via a un'altra parte, non sappiamo dove va. Sapremo dopo che lui è andato lì, però la persona che va via come un lavoratore, no? Un lavoratore trova un altro lavoro e non sappiamo dove va a lavorare. Non esiste un registro degli imam, conferma Hussain, ma ci vorrebbe un ente, una sorta di provveditorato ad hoc che possa servire da struttura di controllo e che sia al di fuori della comunità islamica ma in contatto diretto con essa. Per questo la richiesta viene fatta alla politica. Al governo deve occuparsi, perché una realtà o una regione possono fare come ente locale. Dalla questura l'invito è chiaro, prima bisogna segnalare alle forze dell'ordine. I rapporti sono ottimi, insomma, e anche da questo punto di vista ci aspettiamo di avere collaborazione per quanto riguarda eventuali casi di questo genere. Mentre l'attenzione resta costante. I controlli esistono e confidiamo che questo avvenga per il futuro. Sicuramente ciò che viene fatto a Padova viene fatto altrove, lo faremo anche a Treviso. Il prefetto conferma, ma al tempo stesso sottolinea come casi di questo genere possano trascendere dal puro aspetto religioso. Mi verrebbe da dire, purtroppo è abbastanza simile a quello di violenze che abbiamo visto anche nelle nostre scuole da parte di insegnanti. In Viale Brigata Marche nel frattempo si stigmatizza quanto accaduto perché, si dice, le prime vittime sono i nostri figli. Sta succedendo dappertutto, poco o più sta succedendo, noi cerchiamo di evitare perché si tratta del nostro futuro, cioè dei nostri bambini. Un altro inseguimento davvero pericoloso, forze dell'ordine con una persona che non si ferma all'alta, riecheggia ovviamente, anche se il caso è diverso, quanto accaduto in Viale Luzzatti 2 settimane fa. Si tratta di un 27enne nigeriano che è appunto scappato e ingaggiato con i carabinieri tentando anche di speronare la loro auto, un lungo inseguimento lungo la Feltrina. Un
altro roccambolesco inseguimento con speronamento fra auto. Dopo quello nei giorni scorsi ai danni di una volante della polizia, è finito con lo schianto dell'auto guidata dai malviventi contro un negozio in via Luzzatti a Treviso. Questa volta è toccato ad un mezzo dei carabinieri. Nella tarda serata di lunedì, una pattuglia del nucleo radiomobile di Montebelluna ha ingaggiato un inseguimento con un'auto che, dopo aver ignorato l'alto intimato dai militari, si era lanciata in fuga a tutta velocità lungo la Feltrina, in direzione di Treviso. Durante l'inseguimento il fuggitivo ha più volte cercato di far uscire di strada la gazzella dei carabinieri, con tentativi di speronamento ed una serie di manovre a dir poco spericolate, che non hanno consentito al conducente di farla franca. I militari infatti sono riusciti a bloccarlo all'altezza di Postioma di Paese. L'uomo, un 27enne nigeriano, è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Era senza patente di guida, motivo per cui non si era fermato al posto di controllo. La perquisizione dell'auto poi ha consentito di rinvenire ben 7 coltelli di genere vietato, che gli sono valsi un'ulteriore denuncia. Lasciamo la cronaca per un attimo per parlare invece dell'evento che tutti attendono a domenica a Treviso, l'arrivo del nuovo vescovo, Monsignor Michele Tomasi. C'è un piano predisposto anche per la viabilità per l'occasione e c'è tanta attesa. Verrò presto, portando tutto me stesso, desideroso di conoscerlo e di farmi conoscere. Ed il momento è arrivato. Il nuovo vescovo di Treviso, Michele Tomasi, arriverà nella Marca domenica prossima, 6 ottobre, un ingresso programmato nei minimi dettagli che coinvolgerà la provincia, prima tappa a Pederobba e poi il capoluogo. E da Treviso il nuovo vescovo ha deciso di muoversi a piedi, attraversando il centro con un percorso che lo porterà dalle 14 da Santa Maria Maggiore fino al Duomo. La processione, tra due ali di fedeli che si prevede arrivino da tutta la diocesi, attraverserà via Carlo Alberto, San Leonardo, via Martiri della Libertà, per passare poi in Piazza dei Signori e lungo il Calmaggiore. Al termine del Calmaggiore, accanto al Battistero, è previsto lo scambio di saluti con le autorità cittadine. Dopodiché il vescovo Tomasi proseguirà verso il Duomo per la messa solenne che sarà celebrata alle 16. Imponente la macchina della sicurezza predisposta per l'evento da prefettura e questura, con controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine per un evento che sicuramente porterà a Treviso migliaia di persone. Solo 1000, munite di pass autorizzato dalla Curia, potranno entrare in cattedrale. Gli altri fedeli potranno assistere alla cerimonia dal maxi schermo allestito in Piazza Duomo. In tutte le vie interessate dalla processione verrà interdetta la circolazione dalle 13, la sosta per tutta la giornata fino alle 20. Ed è già tanta l'attesa per l'arrivo del vescovo che con le sue parole ha già conquistato il cuore dei trevigiani. Di incontrare la vostra esperienza di fede e di vita cristiana, portandovi con semplicità la mia, così che diventeranno presto e concretamente la nostra esperienza, per camminare insieme e insieme essere Chiesa di Cristo, fedele al Vangelo. Allora, una domenica speciale, una domenica che vi racconteremo in diretta con una lunga edizione straordinaria dei nostri telegiornale per raccontarvi dunque l'arrivo di Monsignor Tomasi a Treviso con collegamenti costanti lungo il percorso del Vescovo, il racconto anche della mattinata fin dal suo arrivo e poi gli ospiti in studio per commentare appunto questa giornata speciale della città di Treviso. Una lunga edizione straordinaria dunque domenica da non perdere su Antenna 3. Torniamo adesso a Treviso, torniamo alla cronaca, i controlli sul settore ludopatia e gioco d'azzardo illegale. La polizia ha controllato negli ultimi tempi 15 bar ed esercizi pubblici e ha comminato 3.000 euro di sanzioni, in particolare per l'inosservanza degli orari di apertura delle apparecchiature denominate New Slot e Video Lottery Terminal. Sempre nell'ambito dei controlli di esercizi pubblici, a Conegliano è scattato invece un ammonimento del questore nei confronti del titolare di un negozio alimentare etnico senegalese dove nel corso dell'anno diverse pattuglie della polizia sono state costrette ad intervenire a causa di situazioni di degrado, disturbo e mala gestione dell'esercizio che hanno causato un notevole malumore e disagio nel vicinato. Quello del gioco d'azzardo e la ludopatia è un
piaga che riguarda soprattutto i 40-50enni, lo dicono le statistiche dicono invece che sono i giovanissimi le vittime di quello che è il cyberbullismo. Allora è arrivata a Treviso la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato. Qualcuno per alzata di mano, se no facciamo solo confusione, mi sa dire che cos'è il cyberbullismo? La Polizia di Stato scende in campo al fianco della scuola con un obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo non faccia più vittime. Grazie a questo track allestito con un'aula didattica multimediale, gli operatori della Polizia Postale hanno incontrato gli studenti degli istituti trevigiani con i loro insegnanti per dialogare di sicurezza online. Nel cyberbullismo, quello che scriviamo, quello che postiamo, quello che condividiamo diventa virale. I social network infatti sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenager. Capire i ragazzi oggi non è sempre per gli adulti compito agevole, giovani che sempre più spesso restano contagiati da modelli sociali trasgressivi completamente sconosciuti ai genitori. Un progetto che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della polizia hanno incontrato oltre 2 milioni di studenti sia nelle piazze che nelle scuole. Nel cyberbullismo bisogna sempre stare attenti, cioè dirlo ai genitori e non tenerselo dentro. Bisogna stare sempre attenti a quello che si posta online. Dagli incontri con le scuole di ogni ordine e grado si evince l'importanza delle attività di prevenzione. Ogni anno noi vediamo che già gli studenti sono più consapevoli di quali sono i rischi, sono informati, hanno ancora qualche magari piccolo dubbio su quello che è lecito o non è lecito, ecco, non conoscono ancora bene qual è il confine, però già sanno che il problema esiste e cercano appunto di porvi rimedio. All'iniziativa hanno partecipato anche il prefetto e il questore di Treviso. Intanto, a proposito di scuola, il dato sul Veneto degli alunni stranieri nelle scuole statali, il focus arriva dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Se in Italia rimane stabile la presenza degli alunni con cittadinanza non italiana nelle statali, saranno circa 789.000, circa il 10% del totale. Il Veneto si conferma al terzo posto in Italia dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna con 85.487 alunni stranieri, che si vanno ad aggiungere poi agli alunni italiani, tantissimi alunni, un esercito di studenti, ma anche dall'altra parte un record della marca di insegnanti precari. Allora viene accolta con sollievo la notizia del nuovo concorso indetto dal Ministero. Supplenti nelle classi della Marca sfiorata quota 40%, Treviso si colloca così ai vertici della poco gratificante classifica di insegnanti precari, con oltre 3.600 docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato, una situazione che crea non pochi problemi nelle scuole. Io faccio l'esempio perché è stato abbastanza eclatante. Quando ad agosto sono stati dati nomini in ruolo per una materia importante come matematica e scienze nel primo grado, c'erano 500 posti da assegnare, ma nelle graduatorie ce n'erano solamente, tra due corsi diversi, solamente 139. Il che significa che i restanti 360 posti sono stati assegnati ricorrendo ai precari, con una corsa a trovare gli insegnanti nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto che non si è ancora conclusa. Un problema grave soprattutto per la scuola primaria e gli insegnanti di sostegno. L'anno prossimo la situazione dovrebbe migliorare perché, notizia di queste ore, il Ministero ha deciso di bandire un concorso per le scuole secondarie che consentirà l'immissione in ruolo di 24.000 precari. E quindi consentire sia ai docenti laureati e soprattutto a quelli che creano un precariato, vale a dire coloro che hanno 3 anni di servizio nella statale, di poter effettivamente fare il concorso. Significa avere dei nuovi, riempire i ranghi delle graduatorie per consentire le nomine in ruolo nel 2020. Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, dopo la pubblicità vedremo come l'hanno festeggiata a Ponte di Piave. Gratuita. Rieccoci in studio in diretta. Allora, a Ponte di Piave è stato più un happening davvero che una festa, parliamo della festa dei nonni alla Palasport. Tumiotto Saverio, bisnonno Tumiotto Saverio. Questa per lei è una festa doppia? Dove tripla, perché spero di diventare trisnonno.
A Ponte di Piave la festa dei nonni va in scena così. Nel Palasport i più giovani del paese incontrano e festeggiano i meno giovani. E oggi i bambini hanno regalato loro uno spettacolo ai loro nonni. Grazie alla collaborazione con le Acri di Treviso abbiamo offerto questo spettacolo in una maniera un po' insolita, proprio i ragazzi che hanno invitato i nonni al loro spettacolo di burattine, ed è stata l'occasione per ringraziare il gruppo Insieme e anche Volontari Ponte, che sono nostre associazioni che curano i trasporti, oltre agli ospiti della casa di riposo. Nonni che infatti ricoprono un ruolo attivo non solo in famiglia, dove spesso sono insostituibili, ma anche nella società. Perché è un tramando non solo della tradizione ma della vita. Loro hanno un bagaglio culturale e di vita che è qualcosa di prezioso, ed è importante per noi più giovani saperli valorizzare, sapere, direi, attingere a questo bagaglio. Io ho fatto il nonno vigile e loro mi vogliono un sacco di bene, si sono affezionati perché tu ti comporti come fossero tutti i tuoi nipoti, e di conseguenza loro ti riconoscono veramente come uno della loro famiglia. Nonni e volontariato, un connubio molto stretto e un valore da sostenere. Questo furgoncino, donato da una cordata di imprenditori del paese, servirà al trasporto di anziani e altri bisognosi. A guidarlo anche i nonni, arruolati per così dire tra i volontari. Questo mezzo è molto importante per noi, organizziamo e gestiamo appunto tutti questi viaggi che sono dedicati alle persone, ai cittadini meno abbienti e che hanno bisogno. Abbiamo dimostrato anche di fronte a tutti che tutti assieme si può fare qualcosa di buono per i nonni e anche per i giovani che vengono domani. E proprio nel giorno della festa dei nonni ci è arrivata la richiesta da parte del nipote Marco di un augurio speciale ai nonni Luigi e Antonietta Boscarini, che lo scorso 16 settembre hanno raggiunto importantissimo traguardo dei 60 anni di matrimonio. Entrambi maestri, Luigi e Antonietta, abitano a Cornuda. I nipoti, e dunque con questo messaggio fanno loro tanti auguri, fieri di averli come nonni e speranzosi di seguire il loro davvero bellissimo esempio. Dunque auguri a questa coppia di nonni davvero speciale, nonni e nipoti che poi di questi tempi vanno alle fiere, alle giostre, perché sta per arrivare ormai l'evento molto atteso di Treviso delle Fiere di San Luca. Le Fiere di San Luca sono il più grande parco divertimenti trasportabile in Italia. 300-350 mila visitatori fanno delle Fiere di San Luca una manifestazione che varca i confini della provincia e che cresce esponenzialmente di anno in anno. Fa assolutamente piacere che vada al di fuori dei comuni trevigiani, perché è ancora un esempio di come il nostro modo di vivere, la capacità dei trevigiani di godersi la vita, di godersi la cultura, di godersi le tradizioni, quando riesce a essere comunicata fa presa. Anche per questa edizione tanti gli appuntamenti in programma per grandi e piccoli, tra stand gastronomici e giostre. Si inizia venerdì 4 ottobre con la giornata rivolta ai bambini, sabato l'apertura ufficiale. Venerdì 18 invece sarà dedicato al sociale. Quest'anno, oltre alle associazioni di ragazzi disabili, ci saranno anche gli anziani ospiti dell'ISRA che verranno accompagnati nel parco. Fino al 20 ottobre poi il consueto divertimento con 21 attrazioni dedicate ai bambini e agli adulti. 4 le novità. Uno slingshot, la sfera estremamente per gli adulti, adrenalina al 100%, poi ci sono una montagna russa per i bambini, un percorso natura trasportabile sempre per i bambini più piccoli, e poi una novità, un percorso fantastico, si chiama Big Bamboo, per le famiglie 0-99. Fiere di San Luca che devono restare a Prato Fiera, spiega il vice sindaco, pur mantenendo il progetto di riqualificazione dell'area. Deve essere nel riportare il Prato alla sua vocazione originaria di parco urbano, ma questo è assolutamente compatibile con l'ospitare le Fiere di San Luca, le tradizionali Fiere di San Luca, che quindi anche nell'ottica di riqualificazione potranno continuare a restare lì. E adesso le notizie dal Bellunese. A partire dal comune di Calalzo di Cadore, che ha dichiarato l'emergenza climatica, un po' raccogliendo la richiesta di queste settimane delle manifestazioni Fridays for Future, un atto di sensibilizzazione rivolto alle istituzioni locali, regionali e nazionali per sostenere appunto le azioni contro il rischio di surriscaldamento climatico. L'ambiente per noi è sempre stato e resta una priorità, ha detto il sindaco Luca De Carlo. L'uomo interagisce con l'ambiente, non lo domina, vogliamo dare forza a questa battaglia imparando dai nostri anziani.
dobbiamo lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che ci hanno lasciato i nostri padri. E quindi raccolta differenziata dei rifiuti, incentivi per il compostaggio domestico, divieto dell'uso di stoviglie usa e getta, sostegno all'acquisto di posate in acciaio e non in plastica. Con la dichiarazione di emergenza climatica, Calalzo dunque vuol dare nuovo impulso alle politiche di promozione della cultura del rispetto dell'ambiente ed è uno dei primi dunque a raccogliere la richiesta di questa emergenza climatica, la sensibilizzazione sull'ambiente. A proposito di ambiente, i bellissimi ambienti della montagna ancora ferita dalla tempesta Vaia a 11 mesi dal disastro. Ieri abbiamo raccontato dei progetti per riqualificare la zona dei Sottoguda di Roccapietore e del lago di Alleghe. Allora siamo tornati proprio in quei luoghi per vedere com'è la situazione oggi. I segni della devastazione sono ovunque, è passato quasi un anno e a Roccapietore le tracce del passaggio di Vaia sono ancora impressionanti. I primi interventi emergenziali, acquedotto in primis, sono stati effettuati. Ora, ultimata la burocrazia degli appalti pubblici, potranno partire i lavori di ricostruzione e ripristino. 8.700.000 euro solo per i serrai di Sottoguda, praticamente rasi al suolo dalla tempesta. E se il centro del borgo si presenta così, curatissimo e bellissimo, basta volgere lo sguardo e la montagna ferita è lì a ricordare l'entità della distruzione di quella notte. I turisti, anche solo per la curiosità di vedere con i propri occhi quanto successo, quest'estate sono tornati, ma l'indotto economico è precipitato. Per noi serrai di Sottoguda, per l'Alta Val Pettorina e per buona parte del comune di Roccapietore sono un punto importantissimo, vicini alla funivia di Malgacciapella, la Marmolada, un'area assolutamente interessante, sito UNESCO eccetera, però un indotto importante anche proprio dovuto all'interesse che la gente aveva per quel canyon molto particolare. 150.000 paganti in 3-4 mesi sono cifre da importante museo, quindi un indotto importante. Ad Alleghe il lago ha cambiato colore, il verde smeraldo sostituito dal grigio del fango e dei sassi. Ci sono 500.000 metri cubi di detriti da portare via, come 20 campi da calcio, ma alti 2 metri, da rimuovere. L'intervento costerà 8 milioni di euro, i lavori dovrebbero essere ultimati entro il 2022. E nonostante tutto ad Alleghe la stagione turistica estiva è andata molto bene. Da anni, racconta il sindaco, non si vedevano code così lunghe di auto in arrivo. Io l'ho collegato forse un po' al fatto della curiosità di venire a vedere magari cosa era successo con la tempesta. Poi c'è stato anche comunque un ritorno del turismo in montagna con le mountain bike, con le camminate, perché io sto vedendo che i giovani stanno riavvicinandosi alla montagna. C'è poi tutta la partita della rimozione degli alberi schiantati con i fianchi delle montagne coperti di tronchi caduti come un gigantesco Shanghai, ancora lì a testimoniare la furia del vento. Ce ne sono tanti di alberi che non toglieremo in questa fase perché abbiamo già appaltato i paravalanghi, sono i siti valanghivi, sono 250 in totale, sono esattamente quelli con più pendenza a ridosso delle abitazioni o delle strade, dove la movimentazione degli alberi verrà fatta nel momento in cui ci saranno i paravalanghi, che sono già appaltati, sono circa 250 milioni di euro di opere che andremo a realizzare. Lo dico ad Antenna, siamo in chiusura, i riferimenti per chiamarci se avete problemi di servizi da segnalare, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Pino Musolino, il presidente dell'autorità portuale di Venezia, fra pochissimo in diretta con Ferdinando Avarino a 20:10, puntata da non perdere dunque per parlare del porto di Venezia, di economia, di trasporti, insomma del futuro anche della stessa città lagunare. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo, ma il fronte perturbato in transito da mercoledì sull'Italia sarà seguito da correnti più fresche che determineranno un calo delle temperature piuttosto vistoso. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto avremo un tempo più asciutto e stabile dappertutto, salvo per qualche residuo piovasco al mattino sul Rodigino. Sarà di nuovo il sole a prevalere e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima frizzante con temperature minime tra 6 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi. Anche sul Friuli Venezia Giulia poi torna il bel tempo, sarà infatti una giornata soleggiata su tutti i settori, ma anche in questo caso le temperature saranno in lieve calo, le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime tra i 18 e i 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno, qualche addensamento solamente sui confini alpini ma del tutto innocuo. Temperature in diminuzione, minime sui 9 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.